Eccoci. La Crosetta, Rifugio Masette, ma che cosa... Siamo arrivati dalla più scassata. Se non andavamo a destra, dovevamo raggiungere questa qua e uscivamo da qua. Hai capito? Però ne abbiamo fatta di strada, eh. Bene ragazzi, una volta sbucati dal 991, che è stato un inferno, adesso andiamo giù a Rifugio Masette. Ah, ok. Casel del Pelonio. Mondi? Piccola pausa qui a Casel del Pelonio. Ok, siamo risaliti da Rifugio Masette. Adesso prendiamo la strada delle Malghe e proseguiamo il nostro giro. Allora, siamo arrivati in comune di Caneva, di qua c'è la casera col Brombolo, ma noi non ci andremo perché optiamo di scendere verso la Crosetta? No, di qua andiamo prima a Busa delle Trivelle e poi la casera Busabella, e da lì possiamo vedere la casera, poi torniamo un pezzo indietro e andiamo giù verso la Cercenedo, se non sbaglio è la Cercenedo, e dal Cercenedo direttamente alla Crosetta. Ok. Proseguiamo. Proseguiamo. Allora, Casera Busabella, eccola qua. e questa è la Busabella. Eccola Questa è qua. la casera Busabella, andiamo a vedere. Una volta giunti a questo bivio, proseguiamo verso località La Crosetta, sempre in comune di Caneva, quindi di qua. Pronti? Pronto. Wow! Ci sono bambini e animali. Questo posto 59. Malga Cercenedo. Andiamo alla Crosetta. Qua siamo al passo della Crosetta, qua tra poco. Tra poco siamo alla Crosetta. Questa è la strada del Consiglio. Sì. Ok, una volta usciti da qui scendiamo per la strada asfaltata verso Malga del Titti. Ok. Alla fine abbiamo optato di scendere per la strada perché sennò risalire viene troppo lunga.
Alga dal Titti, coda di bosco. Esatto, adesso possiamo scendere. A meno che tu non voglia risalire. Sempre di qua? Sì. Tutto il gelatin Tutto il gelatino? Dai che andiamo a mangiare il gelatino. e terminiamo il giro con un gelatino qua a Polcenigo.